Le prime deboli piogge autunnali fanno sperare nella nascita dei funghi, specie nei boschi di castagno e di faggio della Valle Sturla, della Val d'Aveto e della Val Fontana Buona, anche se non è piovuto ancora abbastanza per garantire un certo numero di nascite. I cercatori più esperti non hanno certo bisogno di consigli, le zone più propizie per garantirsi una buona raccolta sono segreto esclusivo degli appassionati. Vale la pena però ricordare alcune regole valide per tutti. La prima, la quantità. Eccezione fatta per i boschi di proprietà, anche nei boschi liberi non è consentito raccogliere più di 3 kg di funghi a testa al giorno. Nei boschi privati consorziati la raccolta dei frutti del sottobosco è regolamentata dalla legge regionale 17 del 2014 attraverso appositi consorzi. I confini sono tracciati in modo visibile, ci si deve munire di apposita autorizzazione a pagamento e osservare uno specifico regolamento. Nei boschi demaniali di per sé la raccolta sarebbe vietata, salvo specifiche autorizzazioni dell'ente gestore con giorni e quantità ben definite. I comuni, gli enti e i consorzi gestori possono stabilire la data di inizio di chiusura della stagione di raccolta nei boschi da loro gestiti e imporre dei giorni la settimana di riposo vegetativo, vietando la raccolta ai non soci. Nei boschi demaniali del Parco dell'Aveto anche i residenti devono osservare sia i giorni di chiusura sia le quantità di raccolta, comprese le dimensioni minime di 4 cm del cappello del fungo porcino. La raccolta dei funghi deve essere effettuata cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie. I funghi raccolti devono essere riposti in un contenitore con forno retinato per consentire la diffusione delle spore. Nel nostro territorio sono 11 i consorzi per la gestione delle aree boschive. Per lo più la stagione di raccolta, iniziata con il mese di maggio, termina alla fine dell'anno o in alcuni casi il 30 di novembre. I giorni di chiusura variano da zona a zona e così anche i prezzi per i tesserini, che hanno un costo compreso fra i 7 e i 10 euro per il giornaliero e fra i 70 e i 150 euro per lo stagionale. Per tutti vale ovviamente la raccomandazione di tenere pulito il bosco, non rovinare l'ambiente in cui nascono i funghi e collaborare rispettando le regole.